Più controlli e sicurezza sui treni regionali. È il progetto messo in campo da Trenitalia e Regione Veneto per dare un'ulteriore risposta alle richieste dei pendolari. Maggiore attenzione ai pendolari, maggiori informazioni ai pendolari, diciamo maggiori coccole, anche se vogliamo dirlo con un termine affettuoso, ma anche maggiore sicurezza. Questo investimento che il gruppo FS con Trenitalia va a fare, va ad integrare quello che è l'operato e il lavoro che tutti i giorni le forze dell'ordine, che prendiamo l'occasione di ringraziare, fanno per la sicurezza dei cittadini e sui treni, quindi agli interventi che già il Ministro dell'Interno sta mettendo in campo sulla sicurezza si aggiunge questo aiuto. Trenitalia con questa iniziativa andrà in supporto delle forze dell'ordine. Per la prima volta in Europa, dunque, sarà data assistenza sul campo ai pendolari. 52 giovani in casacca rossa saranno a completa disposizione. I treni maggiormente frequentati e nelle fasce orarie sostanzialmente di utilizzo dei pendolari. Inizierà con questi treni, poi sostanzialmente si espanderà. Ci saranno 52 persone che cominceranno nei prossimi giorni, addirittura hanno iniziato oggi, perché oggi c'è stato un treno diretto a Verona e un treno diretto a Bologna, che avevano all'interno del treno sia i ragazzi, che sono tutti giovani, che si dedicheranno all'assistenza, ma anche quelli di protezione aziendale, che verificheranno e daranno in supporto delle forze dell'ordine, ma anche cercheranno di contenere quella che è l'evasione, quindi di scoprire chi utilizza il treno senza pagare.